Non te lo portavo, stai tranquillo, Figaro. Con me non te ne devi fare pensieri. Ciao, caro. E andiamo al 525, all'officina illegale. Ti faccio conoscere delle persone. Oh, io sono, come dire, iscritto all'officina illegale. Ti faccio Proprio. conoscere Figaro. Ah, ok. Perché ho perso i contatti con loro purtroppo. Vuoi lavorare con loro? No, io ero iscritto, come dire, avevo l'accesso. Vai qua. Dove qua? Qui, nella porta che sta qua, dici. No, nel punto... Ah, ok. Che cosa? Aspetta. Era qua l'officina illegale. Ah, non lo sai? Ma quella vecchia vecchia, no, no. 5-2, 525. Ah, È ora sai quella che vecchia, noi vogliamo praticamente... quella nuova. Eh sì, ma io posso accedere essendomi iscritto alla vecchia? Ho Sì. buttato 300k a chiacchiere. È capace pure la prima, eh. Ah, ma vediamo. Però mo parliamo con Figaro, non ti preoccupare. Vabbè. Allora, è un pochino più avanti, alla seconda curva. Quella a destra, a destra, a destra, a destra. Questa curva strana. Questa qua, Esatto. la piccola curva. Quella a destra, esatto, però metti più a destra. Sì? No, non questa della strada, quella dove sto arrivato. Capito? Troppo. Qua? Ok, scendi ancora. Ecco qua, c'è la porta, la vedi? Ah, sì. Mettiti non proprio davanti alla porta. Magari, capito? Esatto, un po' più dietro. Pure che ti metti qua, esatto, sì, 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 esatto. Beh, no, metti più avanti, più avanti. Ah, sì, 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 sì. Non cadiamo. Ah, chiudilo, eh. Dimmi se devo... Cosa? Oddio, hai rischiato la pelle. Figaro! No, no, Siamo alla porta mitico. Che si fida poco, non te la prendere a male, Fa bene. eh. Fa, Sì, fa bene non fidarsi. vieni, vieni. Presento, Figaro. Salve. Lui è il Salve, signor James. Vito. Victor, Sì. lei è nuovo o c'è qualche attività? Com'è? È nuovo o c'è qualche attività? Non ho capito. No, no, ci sto qua da qualche mesetto in realtà. Lavoro come operaio. Operaio dove? Vendo... Digli tranquillamente, zio. Ok, vendo Zio panini qua al è muro di tranquillo. Cosenza. Hai fatti Ah, suoi. ok, ok. No, perché raga, io comunque devo sapere, capito? Cioè, io vi mostro una cosa che è in Ma tu un'unica stai città. tranquillo, tu mi chiami a me e dici, te lo ricordi quel ragazzo che mi hai portato? Ha detto qualcosa a qualcuno? E io vado, non ti preoccupare. Vabbè, vabbè. No, non Non è ti quello, preoccupare. il fatto è che Ma io ti porto capito? solo ragazzi che stanno Lo zitti, non so, ti lo preoccupare. so, lo so, lo so, lo so Veramente, come se te funziona. li io non voglio problemi, No, no, quindi ti devo lo so portare come, persone lo che non so. vogliono problemi, capito? Vabbè, vabbè, non posso passare. Pa. Vi Ciao ragazzi, presento, buonasera. Salve, vi presento Salve. gli Molto amici. piacere, io sono Franco. Ah, piacere. salve Franco, ci siamo Molto, visti, lei lavorava a molto Banco di piacere. Pegno. Sì, adesso ho licenziato dal Banco di Pegno. Sì, sì, sì. Ah, a Salve proposito, Franco, Franco. tu vuoi fare sta cosa? Che cosa? Vabbè, noi già abbiamo parlato di quella cosa. La facciamo le gare clandestine, giusto? Eh sì, ma ti do una mano, Eh, ma non posso lavorare, non cioè puoi lavorare. ufficialmente, sì. Ah, ok, ok. Tutte le mani che vuoi, ma non posso lavorare ufficialmente.
Servono almeno 4, già mi hai detto. Sì. Vabbè, ma tanto che ti frega, una volta che... Ma scusami una cosa, Sì, l'ho comunque detto pure io, tu... ma che parte? Cioè, Ma sì, no, ma si pone lui troppi problemi, ma pure che tu Esattamente. sei solo, no? Tu le penne te Sì. le puoi fare? Sì, perfetto. Poi No, il vediamo io problema, il con lui problema è che che ti voglio... controlliamo no. te e il percorso. Siete a Questo, posto. solo questo no. Ma pure che ci mettiamo noi, no? Te li controlliamo noi, che sono persone esterne, chi se ne frega? No, infatti. Esattamente, Basta che tanto, sono tanto poi c'è, fidate. no, ma tanto poi c'ha la mano di ancora fanno casino di noi, di tutti gli altri amici suoi che lui sta Cioè, avvisando, cioè Capito, nessuno farà quindi... casino, quindi puoi prendere pure un'ora di tempo per fare tutto. Quelli se lo cioè, vogliono fare, devono aspettare, devono stare zitti, no, sbagliano, puff, perché in esatto, testa, esatto, veloce. esatto, esatto. Ma Vabbè, quello ma che poi... voglio fare io, voglio fare tutta una serie di azioni PRP, tipo Per questi che poi c'è troppi si problemi. mettono la macchina con la Titan, 3 macchine in partita della strada, si Sì, mettono 8 persone sul Titan che ci vanno benissimo e seguono le macchine che fanno la corsa e fanno certo. il video pubblicato su RP, video su Twitter per fare anche tanto audience, anche dalla telegiornata che faremo sull'elicottero. Sì. Capito? Noi alla fine la polizia, quando ci vede, deve scappare soltanto perché vede Lo so, 20 persone armati, non si presentano proprio. certo. Capito? Quello... La E polizia poi... l'unica cosa devono fare per rendere più divertente è seguire quelli che corrono e Sì, ma basta. Ma se lo senza diciamo noi, sparare però, Senza capito? sparare, sì, certo. se sparano muoiono tutti. Esattamente, se vuoi tu, se no muoiono prima di partire per inseguirlo, Sì, sì, certo. Perché basta Poi la... che sta senza sparare però. sì, perché Ciao se comunque succede ragazzi. qualcosa, ciao, Salve. ti prendo Jimmy. No, no, ci siamo già conosciuti noi, È Ah, siamo vero, ok. d'accordo. ieri, giusto. Sì, esatto. Ci aggiorniamo in Scusate privato. ragazzi, Ciao ieri era ragazzi. parecchio tardi. Ciao Franco, ti accompagno fuori, Franco. Ciao Franco. Non ti preoccupare, poi parla con loro, non ti preoccupare, È va. chiusa la porta. Ah, ok. Vito, che ne pensi di questa officina? È bello, ti ho detto, io ho visto la Secondo precedente. me manca solo il ponte, manca, davvero. Poi c'è Sì, tutto. ma Peccato. penso utilizzano quello là. Eh sì, somehow. In qualche modo sicuramente. Mhm. Bella questa idea delle gare, ah Vito? Sì, Ragazzi, vi presento signor Vito. piacere. Piacere. Piacere, sono Jimmy. Mi presento Tony, un Axel. altro un amico mio, l'altro ragazzo, non mi ricordo il nome, ma è amico di Tony. Ok. Fagli avvicinare i ragazzi. Sai, vedi, presento i ragazzi. Poi parliamo tutti insieme. Tanto possono Piacere. sentire i ragazzi, sì. Piacere. 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 Allora. Salve. Poi un'altra cosa che tu ti poni sempre tanti problemi, Sì, se fra virgolette, no, ufficialmente della questione corse ci sei solo tu, sì. è ancora più facile. No, perché adesso ho ascoltato una persona, ho parlato con una persona, ci sta un tipo ti ricordi, sai quel garage dove sta sul porto, sotterraneo, tipo? Cioè, Ok, tutti i sì, pilastri, sì. cioè, quello è occupato, là dentro fanno qualcosa. Ok? Però Ah, io, allora lo devono ascoltare a me, perché io sono ufficiale, loro no, capito? Io sono ufficiale a livello che c'è un meno boss, loro lo fanno senza meno boss. Quindi quelli là devono capire che qua a comunale siamo un po' noi sul fatto di gare e di ufficine. Quindi io dico, questi qua devono lavorare per noi, cioè nel senso noi facciamo, ho parlato già con questi qua, ho detto se voi potete contribuire alla vita nostra, che sarebbe voi prendete le macchine, che le iscrizioni che noi facciamo, voi testate le macchine con loro per vedere quanti chilometri fa la macchina, quanti secondi fa e poi superare il test per metterlo nelle gare. Questo soltanto possono fare. Poi il resto sanno l'uamint. ma questi di chi stiamo parlando? Perdonami la domanda. Luxury, Garage e altri. GDM, dico. Ah, ok, ok. Aspetti un Quindi attimo, loro, arrivo ok, un se secondo. stanno alla nuova mese. Un secondo, 5 minuti. Eh. Però non li voglio minacciare, voglio solo che ascolti le nostre preghiere. Le nostre, come si dice, quando un santo detta la preghiera, come si dice?
nostro testamento, non lo so. Dobbiamo leggere le nostre cose, le nostre regole, e allora va solo pregare che vada tutto bene. Perché Cristo dice, io comando tutta la città, ma Cristo. Sì, ma dammi un mese di tempo, tu stai al 2.0, dammi un altro mese di tempo. Io comando. Però no a livello di sparatore, perché io non so sparare, non voglio far sparare nessuno, ma a livello di commercio, di cose. Lui dice, posso regalare anche 2 milioni. Allora, non ho preso una minaccia, però si vede troppo autoritario sulla sua... lui è un dinosauro, da come ho capito, di questa società, con questa città. Quindi voglio che ho detto, guarda, non mi prendo con un baccello, che da 2 anni, mi faccio mettere in testa pure se è stata 20 poi c'è 17 anni. Cioè stai a 2 punti, cioè 17 anni, mi faccio mettere state perché vuoi fare tutto il capozzino che conosci più di me. Puoi conoscere anche più di me, puoi anche avere più amicizie di me, ma il problema è che se tu verbalmente non ti puoi mettere a confronto, c'ho troppa esperienza, anche il di fiato, c'ho 20 anni di fiato soltanto in più, capito? E quindi porta un po' di rispetto e siamo tutti contenti, così ho fatto capire più o meno. No, io ho detto così, però più o meno accade. Quindi la questione è questa, loro se hanno questo garage sotterraneo e fanno le cose, a me non mi piace proprio, cioè loro possono divertirsi là dentro del loro, però, ma io sto facendo una cosa grande, nel senso siamo all'aperto, siamo sotto la luce del sole, qualsiasi cosa succede, comunque siamo a rischio. Comunque, ma io se arriva la polizia, non è che arriva la polizia, cambio subito percorso, annullo la gara, cambio percorso e ne facciamo un'altra da un'altra parte. Quindi le cose si possono fare molto facilmente. La città è grande, ci sono tanti posti da come fare. Quindi, anzi, se viene la polizia, io mi diverto pure questo fatto che viene la polizia. Che la polizia alla fine è il free room, possiamo usare pure gli utili. Io adesso sugli utili abbiamo 20 utili. E pure se perdiamo non mi interessa, perché alla fine sono quelli che ho guadagnato il gioco. Capito? Beh, certo. Quindi dopo un mese io mi prendo con 20, sì, 20 persone in mano e la polizia non si deve manca a costare un chilometro. Come loro dicono interdetto che sparo, io dico interdetto che sparo, pure io. E vogliamo mettere così. E noi interdetto, quando passi davanti alla polizia, quante banche sta, dico interdetto ti sparano, pure se stai camminando, stai fumando una sigaretta. Sì, infatti. Io sparo a loro con i luci a 1 chilometro. Vogliamo E quindi vediamo un po' come si gestisce. Poi, se proprio vediamo che la polizia si mette paura di tutto, allenta un po' la cosa, perché se mette la paura la polizia di tutto, la polizia può, perde lo scopo di fare, quindi non devo manco premere troppo la corda a farli allontanare, perché comunque li gestirò a modo mio, come ho sempre gestito altre cose, quindi se vedo che sto rompendo la corda, la mollo un po', li faccio arrestare 3 che dico io, che stanno un po' sul Beh, sì, cazzo, magari dico, un arresto ogni tanto ci sta anche. capito? Sì. Così si deve fare. Sì, anche perché se non ti pigliano mai, poi dopo di... Non ci vengono più mani, capito? sì, Non c'è infatti. più sfizio. Sì, perché deve essere un gatto che rincorre il topo. E questo deve essere Esatto. divertente. Deve essere sempre così, se no si perde lo sfizio. E loro devono prendere prima chi corre e poi chi organizza. Vorrei fare così, ma quello organizza lo faccio Rick, mi scomparire. scusate, Certo, certo. Eh, c'era la lavatrice da stendere e mi ero pure dimenticato. Porco cane. vabbè. Insomma, per esempio, io farò in modo, se riesco, tanto che faccio sempre aperta a tutto, però se riesco, l'officina dove c'è il boss, dove io non lo farò vedere a nessuno, perché solo là terrò rinchiuso il mio personaggio, tutto là dentro, capito? Mm. Boh, noi ci tiriamo giù in officina un po'. Vabbè, grazie. Sono le ultime Oh, fatturine. dai, Vediamo se riusciamo a fare ancora qualche fatturina. Oggi abbiamo lavorato no, un ci sta. cazzo. Comunque vedete se riuscite a fare questa parte fate una richiesta a qualcuno, vedete? Domani tanto spero che Alfi ci sia tutto, cioè Sì, un po' più di tempo, quindi parlo con lui, penso sì, parliamo col superiori, poi definiamo la cosa. va bene, va bene, Niente, Perfetto. per le gare sai che siamo presenti. va bene.
questo lo sai ormai Sì, da raga, un po'. più siamo per le gare meglio è. Sì, meglio, sì. per dire, io ho l'elicottero e sono capace a guidarlo, abbiamo già parlato, quindi Sì, sì. volendo. Allora, ci Vabbè, sono due nel caso, elicotteri, due ragazzi, con la elicotteri. termica io pure c'ho un locale che fino a che ce l'ho il locale abbiamo elicottero con termica. Ok. Ah, minchia, con la termica è figo, cazzo. Termica e Frarossi. No, io c'ho, sì, ho in mente. Che è ancora meglio perché se devi vedere Se le macchine fai prima. Cioè, vi serve un E aiuto, appunto, ragazzi, esatto. potete anche contare su di me. Non lo so, se può servirvi, perché comunque riesco a guidare l'elicottero e usare la termica contemporaneamente. vabbè, lui si può ingaggiare quando ci serve qualcuno, quindi parli con lui Ok, Poi vabbè. Vabbè, quando si parla, tanto quando se ne- ci sei sempre poi tu che sei alla guida, quindi dopo sei tu che smisti le sì, persone. Quello sì. poi, Infatti sì. poi se dopo una giornata avrò fatto 5-6 case, sono riuscito, uscirà pure un bel regalo per tutti quanti, che comunque avevo riguadagnato bene. Comunque posso dire che comunque una percentuale cioè, farò un regalino a tutti quanti, perché anche per esempio cioè, non vale che guadagno solo io perché ce l'ho. Comunque è tutta una cosa a catena che comunque devo Sì, ma darci. cominciamo a farla da che ci divertiamo e poi sicuramente Sì, Esatto, i bravissimo, risultati sì, esatto. arrivano. A sì, me sì, per le fatemi prime guadagnare 7, prima. 8, 9 volte va bene anche gratis, anche per Perfetto, sempre perfetto, gratis, perfetto. tanto non è Ok, un grazie. problema, basta che ci Grazie, Sì, divertiamo. sì, esatto, per grazie. me basta divertirci. Tanto poi Ok. mandiamo avanti pure Poi lo, altro, quindi non è che... lo Sì, sì. sappiamo Capito che benissimo ti che tra voglio dire? l'altro, Pure che qua esatto. ci guadagni tu, poi abbiamo in mente altri piani, un po' No, ci guadagni tu, un po' ci guadagniamo pure, capito? sì, il nostro scopo comunque è divertirci in modo più fatto, cioè il nostro Bravo. obiettivo è di prendere anche il miglior RP Esatto, in esatto. città, Esatto. anche quello è un Che bel va come cosa. organizzazione di gare clandestine è figo, ragazzi, se ne facciamo bene è Fai figo. mamma mia, poi faccio i nomi di chi ha partecipato e prenderemo punti su RP, Mm. perché comunque è un'idea che abbiamo fatto tutti quanti insieme, non è solo noi, capito? A livello Bella sta di cosa, cose, sì, capito? sì, sì. Sì, sì. E poi tipo il campione illegale di... Io per esempio metto questa musica qua, non so se c'ho E questo, poi man mano cioè, si scalano le io avevo classifiche. pensato che ogni macchina che arriva, c'è un campione in carica, io metto la canzone Gold Butter, da Acchiappa i Fantasmi, che la polizia vuole acchiappare i fantasmi, no? E quando entro, metto la Gold Buster, e io faccio queste cose qua, che in pratica l'ho fatto casare, in più mette più motivazione di entrare in Beh, città sì. e vivere la città di più. Quindi è tutta una questione anche di turismo che vogliamo portare in città. Questo è Perché il alla fatto. fine, secondo me, funziona quando poi tu immagina che quest'ora i ragazzi cosa fanno? Cioè, Cazzeggiano tutto il tempo, rompono i coglioni alla gente. bravo, invece là vanno a Invece rapinare le banche e vanno a fare le gare. eh, Esatto. e comunque gli dai un'opzione più anche alla gente di non annoiarsi in città. Ma poi Ma diciamoci la verità, con le gare cioè, avremo, cioè in aggiunta ci potrebbe essere utile come anche metodo per spendere soldi. Sì, tra l'altro per le c'è un po' di d'acqua, ragazzi. collaborazioni. C'è un po' di destra, c'è un po' d'acqua. Sì. Sì, sì. Ma- io parlo tanto e non vado a un negozio a comprarmi la roba. Cioè, faccio veramente tante cose, no? Comunque, quella è la situazione. Che ci divertiamo sicuro. Fatto in questi modi che abbiamo detto. Poi sicuramente ci perfezioneremo a ogni gara. Che è questa cosa a terra? A talatti bensì. Vabbè, comunque ogni cosa che faremo ci sarà comunque dei miglioramenti di Vabbè, organizzazione. poi è chiaro, la prima sarà un po' così, la seconda sarà meglio, Sì. poi via andare. Ah, certo, sì, Magari, quello è normale. cioè io comunque farò una riunione con tutti quanti noi, ci mettiamo su testa e facciamo i tracciati un attimo su una mappa che scarichiamo E da sarebbe figo internet. se ci facessero anche una chat per noi, solo per le gare clandestine. Esatto, bravo, Bisogna questa è fare il una bella idea. ruolo. Ma devi avere il ruolo. No, io posso fare anche chiedere una chat esterna, se posso farlo, io devo chiedere. Solo Allora, e credo di aver letto che non si possa fare non la si può chat fare, però esterna. se lo richiedi, sì. Cioè, Ah, se lo richiedi Ma ti ci danno il deve essere permesso, un sì. angioletto dentro. E la chat ce l'ho dentro. Cioè ci deve essere un angioletto dentro la chat. Ah, dentro la chat. Fai dentro la chat. Se non sbaglio sì. Ok. Un e segno vabbè, nuovo, una tanto cosa io del penso che genere. se gli chiedi di fare il ruolo, tanto che poi una chat in più Io posso nell'applicativo. mettermi come c'è il ruolo qua, tipo, che ne so, stringi i bulloni, no?
giusto per avere la chat. Metto Oh, ragazzi, ci attiva vediamo dopo, scusate, dopo. niente. tutti quelli che No, figurati che non vedo. ciao. Vabbè, vabbè. Comunque in pratica, Zio io Vito, dove è devo- finito Zio? Ah, in pratica cos'è il fatto? La questione di dire metto solo le teste come per esempio Jimmy, te che c'hai quattro amici che vengono, quattro amici di Jimmy, quattro amici di quello, metto quattro persone che hanno una catena di persone sotto, cioè sotto come rappresentano le persone che ha. vabbè, comunque qualcuno di fidato, capito? Sì, Vabbè, sì, no, ma certo. qualcuno che rappresenta le quattro persone, per esempio io metto a Franco, a Slavo, Ma di a fidato Tom. intendo proprio il fatto che comunque se uno ti viene a dire che quella sera ti porta 5 persone, allora ti porta 5 o più persone, non te ne porta 3. Anche questa è una cosa di essere fidato, Beh, certo. capito? Perché se io Sì, poi sì, faccio un piano, cioè tu fai sì, un sì, poi piano per controllare la strada che richiede 15 poi persone, ma siamo poi non c'è 12, nessuno, e devo annullare la gara. E poi, esatto, ce lo pigliano nel culo noi. No? Eh. Quindi io c'ho te, Bog, come si chiama? Eh, Franco, che Franco mi porta 5, tu me ne porti 2, tu me ne porti 2, Sì, quell'altro ma io ti nominato devo me ne far porta. conoscere ancora un'altra persona a te, tu non ci Cioè, vieni mai con me. so, ma hai visto Te la come de- sto Fidati di messo? me che te la devo far conoscere. Quando c'è, tu chiama e vengo C'è subito. sempre questa persona, il Andiamo, pomeriggio soprattutto, andiamo. mattina e pomeriggio c'è sempre. Ah, la sera non c'è, vengo quando vuoi. La sera verso le 11 stacca, Tu al scrivimi e massimo. prendiamo questo appuntamento, vengo sicuro. Soprattutto di giorno non Volentieri, c'è niente da fare. volentieri, che lui pure è uno che ci supporterebbe tanto in merito. Ah, comunque, guarda, per esempio, per esempio, quando sarà il momento, posso destinare tipo, non so, ho fatto una gara e ho guadagnato su 10 partecipanti, su 50 di solito, su 500.000 euro, ok? Do 50.000 a te, 50.000 a lui, 50.000 a lui. Se succede qualcosa, io comunque do tipo 100.000 a te, 500.000 a te, 500.000 a 500.000 e ve li vedete tutte le persone che ci sono dentro. E do tipo 20.000 a testa per solo il fatto di aver sparato, capito? E aver fatto qualcosa di divertente. Ma Per me no, ma di quello ammortizza un po' le secondo, spese. guarda, secondo me di quello neanche ti devi preoccupare. Ti dico di No, per il più, se proprio vuoi momento... preoccuparti di ste cose, Cioè, a sto punto non ci pagare neanche e darci solo le armi e i colpi. ok, pure tu. Io Cioè, il problema è secondo che me è non sono anche più nessuna famiglia. intelligente come cosa, capito? Io ho bisogno di qualcuno che mi potrebbe rifornire pistole e armi. Ecco, Io non questo sì, posso aiutarti, lo sai. Me lo sparato so, qui fuori. so, Ti possiamo sono loro. aiutare, figa, certo che ti possiamo aiutare. Ok, si può fare. Ti devi Fammi andare a chiudere là, aiutare, è aspetta, amico fammi andare mio a chiudere. però. No, il chiuso dovrebbe essere chiuso. Oddio. Andiamo in giù noi, già che c'è su... Dai, Ciao, raga. Ciao ciao caro. ragazzi, ci Ciao vediamo alla zio, Ciao, a ciao prossima. ragazzi. presto. Ci andiamo a fare un Buona- giro tutti qua. Ah, uscite tutti. Grazie, sì, sì. Ciao, raga. Sono tre. Ciao ragazzi, alla Facciamo un giro in prossima. officina, facciamo un giro in auto sicuro. Vabbè. Dimmi No, tu. Va bene. Posso fare una domanda? dimmi. Io facevo parte già dell'officina legale prima, Ah, ok. però poi Ah non sì, so che cosa vediamo è se si può successo. fare qualcosa. Che cosa è successo? Ma ho perso sia la Almeno io. chat Si deve aprire, mi sa. Ok. che i contatti con la persona che, sai, chiamavi per fare le Ci apri un modifiche. attimo Come, Ah, scusa? voglio ad la aprire, voglio ad porta. aprire. Ah, sì, aspetta. Oh, Vito, Vai, Vito, vai. rapidamente, tu lavori per me, ok? Ok, ok. Quando veniamo qua, voi lavorate sempre per me, non fate parte di fazioni. Sì, 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 avevo capito. No. So solo che io appartengo a fazione, ma fino a Sì. che sa che io lo faccio non fa niente. Mhm. Ed è un bel Guarda. posto, ma vediamo se si può fare. Ah, ok, ecco Vediamo. qua. Stavo dicendo, facevo parte Sì. dell'officina legale, sai, che io Sì. praticamente avvisavo per fare le modifiche. Col signor Zinari, prometto la sua assenza e parlo di lui, ma il signor Zinari,
Non lo so, prima quando l'officina stava dopo la diga. Ah, ok, dimmi. E niente, praticamente ora, cioè, ho perso l'accesso. Sei tu il proprietario, l'ex proprietario? Proprietario? No, no, praticamente l'ex proprietario dell'officina illegale Ah, sì, aveva fatto una cosa che dovevi pagare, neanche poco, un sì, terzo sì, di sì. milione. Il Allora, guarda, problema io... qual è stato? Che quando lui ha pagato, poco Sì, dopo quell'officina, come ben sai, cioè, è Sì, caduta. sì, è caduto. sì. E quindi lui non ha potuto usufruire. Quindi mo voleva sapere se avesse ancora Mo le l'accesso o no. grazie per avermi spiegato. Mo le spiego. Tranquillo. L'accesso io lo faccio a tutti quanti, perché non lo posso dire a lui sì, a lui no, a Ah, quello ok. sì. Tutti quanti ci devono divertire, vabbè. Che Sì. io mi prendo i soldi per le modifiche, sembra pure giusto, perché Beh, comunque sì, se no ti diverti con i miei soldi alla fine. sì. Quindi io comunque prendo la mia parte per divertirmi, però a soffrirne la faccio soffrire a tutti quanti. Ok. Perché mo che succede? Io cioè, le cose non volevo fare in modo che loro, cioè, per esempio, loro chiedevano da 1 milione a 300.000, 7 mesi 300.000, a quel mese facciamo 1 milione. Quello che succede, se io farei così, avrei tipo 10 clienti e basta, ok, fidati. Ok, quando ci arriva un amico e gli dice, dove c'è un amico, lo potete far entrare, però dice no, si deve avere 1 milione, si fa un po' una camorra con voi, ok? Perché loro facevano parte di una famiglia, Mhm. secondo me. E quindi facendo parte di una famiglia, loro hanno preso il sappato, se lo tengono per loro. E non è giusto per me dire perché Sappia disse non ci fa fare modifiche, ce ne sta solo uno in città. Sì. Io non la penso così, io la penso che tutte le famiglie hanno c'è la possibilità di andare da un centro legale, però voglio anche rispetto da queste persone, dato che faccio entrare in casa mia e gli dico tu puoi fare senza questo pezzo da amico, cioè come posso dire, Capito. Capito. Esatto, capito? ovvio. Quindi Cioè io praticamente dico, il io fatto non che... ho preferenze, Sì. non c'è tassa da me. Ok. Figaro, vedi perché quando io ti porto qualcuno ti dico No, devi stare no, tranquillo in generale, lo no, sai sì, sì, sì. perché? Perdonami se ho dubitato, ma sai perché? No, Perché no, no, ma hai giustamente, fatto benissimo, cioè, no, fai sai perché benissimo. quando Come se entra tu mi chiedessi qualcuno, a qualcuno di portare un amico, ti direi, non lo so, capito? capito? Io già, Certo. per esempio, tutti hanno visto la mia faccia, tutti hanno visto dove sto, tutti sanno più o meno il mio nome qual è. Io mi sono aperto così con tutti, se me lo vogliono mettere nel culo, io sai che faccio? Me la faccio sequestrare la cosa. Non faccio wipe, entro e esco dalla città con questo personaggio e io finché non cambiano il millennio, io lo tengo bloccato perché mi sono prendendo nel culo tutti quanti perché non possono più fare No, ma modifiche. scusa, no, allora secondo me no, così no, perché poi ci andiamo di sotto tutti e anche Perciò tu ti, senza perciò ti troppo... dico, però io se come faccio, se uno mi prende nel culo questa situazione, io faccio come le medie. Quando uno si faceva il casino in classe, la maestra che faceva? Metteva in punizione tutta la classe. Esatto. E Però lo sai che poi lo potremmo stesso, ovviare? aspetta, sì, sì, però gli stessi compagni se la prendevano con quella là e facevano una bella cazziata, a volte pure lo pestavano per aver fatto prendere la colpa a tutta la classe. Io Purtroppo voglio qua non solo... funziona così, caro. Lo so, Io lo so, so lo quello so. che tu vuoi fare, ho capito quello che intendi, ma No, qua c'è così tanta omertà che neanche quello si fa. esatto. Il fatto è questo, quando dobbiamo prendere... Allora, qua è l'Italia. Sì, La gente italiana, ho sì, capito, che ragiona così. Quando proprio nella piccolezza e poi lo metti nel grande. Quando sì, magari io e Vito siamo insieme, no? Siamo sì, con te e che ne so, sì, parliamo male di qualcuno. Poi tu te ne sì, vai e parliamo male di te. Poi io sì, me ne vado e tu e Vito parlate male di me. sì, Funziona così. Quindi mo ci sono alcuni che hanno preso di mira alcune persone. sì, O parlano male di quelle persone, capito? sì, Senza avere esatto, sì, prove sì, niente, facendo sì, sì, meta. sì, sì, ma il Capito? problema... Quindi se lo meritano tutta questa cosa, però il fatto è che poi alla fine, lo sai chi ci andrà sotto? Te lo dico già io. Noi, Ci andremo solo noi che ci vogliamo sì. solo divertire, Ci capito? vogliamo e ci vogliamo divertire. Però il problema qual è? Magari io prendo 5-6 euro che capito, non voglio che succeda questo.
anche se è chiusa, lo faccio voi per diversi cose. Però io non mi diverto più facendo così perché è come fosse fallita la mia azienda. Però il problema è che io do una soluzione al ricatto a un figlio di puttana che è geloso, capito? Sì, sì, sì. Io stavo guardando questo qua che per Ma chi è, esempio fa. scusami? No, no, nessuno, guarda, già sto pensando quando Ah, che succederà, magari c'è... no, ma tu gli dici, capito? guarda, tu fai quello che vuoi, ma poi quello che ti viene Eh, addosso sono fatti tuoi. Sì, sì, ma il problema è che Eh. io non posso in 100 persone che ho fatto entrare qui dentro in modo strano, come faccio fare a tutti, a trovare il colpevole. Il problema è quello, capito? Ma infatti io questo ti volevo ovviare. Però, per Tipo, esempio, per esempio, se tu mi hai detto che c'è un amico, sì, io per rispetto tuo lo faccio entrare così. Ma se viene un altro che lo conosco come te, mi dice c'è un amico, lo faccio entrare come te. Quindi alla fine si fa certo. una E poi catena che ne di sai se non è fidato. stato il mio amico o quell'altro a fare la spia? Non lo Certo, posso mai certo, certo. sapere. Certo, ovviamente, ovviamente. Allora Quindi no. l'unica cosa che posso fare con l'FDO, quando si presenta qua, si presentano tutti i fidati che ho fatto qua dentro e si mettono a disposizione di o di cacciarli via in modo che non si devono più presentare qua, se no assaltiamo tutta la polizia ogni giorno. Sì, allora no, allora sicuro Eh, se arrivano le FDO qua io penso che riusciamo a radunare un bel po' di persone per amicizia. esatto, Nel sì, caso si fa una free roam contro 40 persone, quindi non so quanto gli viene all'FDO. esatto, questo Cioè da sì, parte tua c'hai già Zio Allo c'ha un botto di persone. Da sì, parte sì, mia sì, comunque un po' di persone riusciamo a sì, trovare. sì. Poi c'è un'altra famiglia, Quindi, pure, altre due famiglie, tre famiglie c'ho che si mettono a disposizione, tre capito, famiglie. quindi vuoi vedere che non arriviamo a una Sì, cosa sì. così. Poi, Vai, vai. ditemi. Da Mattia, Andrea Andrea, ah, bello, bello, e Peppino. Quella bello. Peppe. Ah, devo sapere. Sakai, io. Ah, ti hai vestito come a cosa? Ti hai vestito? Chi? Ma ci rubato veramente lo Come a so. Franco. Sta rubata, eh. Ah, mi Ti sono rubato Sta rubata. Ciao, vado. E dove sta? Dove sta Mattia? E perché non parlo, Mattia? Buonasera. Non so, ci È stai muto. a fa. E ci sei Franco, non ci capi? No, ma ci siamo piato un po' solo che Ma ci ho rubato il borsone. E ci sei Franco e ti vedo Bolzone. No, Franco No, no, ma ci ho Franco è rubato senza stato a me. uscire. Oh, mamma mia. Buonasera, Che è? sono un dormito con Leone. Oh, Salve. Andrea, ma che cagnata, cagnate cose, cagnata, bravo. Ma il nostro Sei funziona sto vicino no? un vero padrino, guarda. No, non funziona. Chi che stanno su caschi, maschere e cose, gli sparano la picca dentro. Che può fare? Non ci ho capito proprio niente. Ah, No, Figaro, lascia stare. Figaro. Stamattina. Dimmi. Ma che scendi? Ha detto per andare a mangiare sushi. Mosso, ok. Non c'è scena, perché mia mamma vuole fare 15 giorni giù. Ah, Io ci sto un giorno. Che 15 giorni mi scombino Ti come una faccio mangiare il salvezza. miglior sushi di Napoli, non ti preoccupare. Va bene, va bene. Ma poi, dove? non lo so, dipende da Uno a mi presenta i miei Giuliano. amici, vi presento a Slavo, un altro lo Piacere, presentato. Salve, piacere. Buonasera, piacere, scusate piacere, outfit, Slavo. ragazzi, ho dovuto cambiarlo al volo, ma c'era schifo quello. Vai tranquillo. Però secondo me ora conviene che ti togli il sonno notturno, Sì, se no lo vabbè, sai come ti perché accechi. stavo caricando la sigaretta un secondo, ragazzi. Ah, ok. Wow, avete tutto, Quindi devo stare 2 settimane, devo stare. eh? Stai 2 settimane allora. No, lo faccio un giorno, io me ne fuggo. Dico una settimana, io me ne fuggo. Vabbè, Perché? chi guardi le aziende, la porca, le aziende? Come fai? No, a parte azienda, il problema è che mi ci fa stare sta nave, perché stanno tutti umani ibridi. Io mi porto in giro a fare strusate, a fare cose, sì, non c'è Ah, sì, vuoi proprio. evitare di fare... Sì, 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 sì. sì. Io invece ci mangiamo sushi un giorno, a sera, e un pomeriggio me ne vado, la mattina, che ne so. Ma tu Prendo quando sushi, mi arrivo sabato o con, domenica? ma arrivo il Figaro, ma computer. tu mangi assai?
Home. Mamma mia. Allora siamo a posto. Figo, Allora. stavo ordinato... Quanto sei ordinato, figo? 80 euro di 80 sushi. di sushi. fa. Solo tu? Sole. No, 80 noi, pezzi. noi in 4 abbiamo Sì, ridato 80. 110, ma in 4 per fortuna. Allora, pensa, 80 sono... Quanti pezzi sono? Sono 60 pezzi. No, 40 pezzi, 40 Dipende pezzi, perché 40 un pezzi. piatto 40, può Ah, ma 40 essere... pezzi. 80 euro. Sì, sì, 80 euro. 40 pezzi sono. Minchia, 40 No, 80 Allora, eh, pezzi. sì. 80 pezzi ci arrivo tranquillo. No, 40 40 pezzi ci arrivo pure io a 40 pezzi, Ma non 60 pezzi di Roma, che al No, nord di ci roll, fanno... Di Ah, roll. 40 No, pezzi di raga, roll. Sashimi però- a go-go proprio, devo andare a Guarda, mandare al sashimi, fallimento. bella sashimi. Sashimi man a mano Vai. go-go. che sali non so perché il sushi è sempre Eh. più piccolo. Certo, chiamali i pesci. Mettono più riso e meno sushi a sto giro. No, Ormai invece da se- noi il riso c'è, ma c'è anche il pesce, cioè c'è tutte e due, ma è enorme. Cioè da noi se ti mangi davvero 60 pezzi, poi non mangi per 2 giorni. No, Scusate, io, ragazzi, io quando mangio sushi non comunque- mangio più per un giorno intero fino al giorno dopo. a Andrea, me sai che mi Salve. piace? Slavo, Andrea, salve. piacere. Piacere, Vito. A me sai che mi piace? Il roll per la Philadelphia e il salmone. È E vero, il- Sì, buona mamma mia, carne. quella roba pazza, quella con riso I acceso, vulcan. salmone I intorno e vulcan. Philadelphia sopra. Oppure o i raga, vulcan. il salmone Madonna del mia. vulcano, bravo, No, vulcano con le ci- uova di O pesce. spicy, o Come piace spicy. mangiare? Ah, Ittate fuori a sì. chi, ittate fuori a chi Agava piace mangiare. mangiare. Schifo. O spicy pure è buono. Ma Cioè, dove spicy, sta? buoni, La quella salsa piccante, spicy, sì, l'hai quella provata? piccante. Sì, mamma mia. No, però ragazzi, Fabio, Ma sapete anche che cosa mi l'agrodolce, matto? voglio, l'agrodolce è tanta Ecco, roba. Che Sa- cosa? Fabio mi ha matto No, per gli no, involtini inzuppati praticamente in una salsa agrodolce Ah, perfetta. Gli involtini in primavera, sì. Sì, Primavera. buonissimo. Buono. Che poi raga, vuoi sapere l'ultimo? Avevo fatto l'ultimo Sì. piatto, avevo fatto l'ultimo piatto di involtini. Mettete la domanda. Oh, ma figa. Che cazzo stai comprando? Che stai Oddio. Che cazzo? Allora, Mattia, questi ragazzi, Slavo, Ah, siamo stati insieme di un periodo perché in pratica quando ho iniziato a venire in città, ok. io ho fatto vabbè, la storia con Paolo, la conosci perché tu conoscevi pure Paolo. Sì, sì. Poi conobbi loro, lasciai tutta la situazione per lavoro perché ci sei Mattia che mi puoi fare, ma, cioè, poi un amico perché si può fidare di qualsiasi Ah, ma vi conoscete Fa- da tanto, quindi. sì, Fabio Leggi, vedi il nome qua dietro. leggi. Sono tutti amici miei che mo ucciderò uno a uno. No, come? Sono tutti nomi loro, questi qua sono nomi loro. Matti, per favore, lo può fare fotografia mentre uccide? Sono Però- tutti sposati, Sì, ecco. ovviamente, Può capisci? fare? Sì. Lascia stare, Fabio, sta la roba che la faccia, che te la faccia sporca, mi cappa, vai. Da No, qui sto potevo signor, sto signor Cadere un profilo spettacolare, non si muove? Grazie, caro, Si sei muove. gentilissimo. Il suo pizzetto dove l'ha fatto? Bellissimo. Così veramente mi sembri un bimbo minchia. Sì. Barbiere Senza- amico Che mio, va, bravo. che va a scuola. No, senza bimbo, solo minchia. Ecco, vedi, si è corretto da solo, ragazzi. Sì, sì, sì. Voglio Comunque- volete fare un'analisi, hanno assaltato dici. l'officina di Antonio. Ma veramente? Veramente. Sì, sì. Andiamo a Chi? aprire, andiamo a aprire, andiamo a aprire. I rossi là, i Swiss, i Swiss. Cosa? Ma Che veramente? spam. Perché? Non lo so, voglio ho chiesto. Wow, ma perché voglio chiesto- Ma che è successo? hanno assaltato Beh, l'officina di sta un facendo- sta amico. facendo- sta Cioè, facendo ex gli amico. occhi. Hanno sparato di Bratto dentro l'officina, fra. No, Bratto, i Swiss sono, noi Bratto. No, i Swiss, Bratto, ma comunque hanno sparato dentro l'officina, sono andato a sparare. Andiamo a aprire, voglio aprire. Andiamo a aprire, fa. Stiamo Ma senza non si mai. può fare sta cosa. infatti. Andiamoci. No, che ma fa? Che ce ne fottano? Voglio aprire, ma facciamo apri, finta ah. che mi c'è male. No, facciamo finta- aspettate, raga, però vi devo dire una cosa, se posso, Dici. Avvisate pure gli amichetti vostri perché sennò poi è contro Bibbia. E se stanno infatti. chiedendo il pizzo devono pagarlo. Obbligatorio pagarlo. Ma No, non no, possono no. chiedere pizza a quest'ore senza polizia, senza A parte niente. che non capito? si possono fare azioni sotto i 2 FDO, ce n'è solo uno, quindi non possono proprio effettuare minimamente azioni. Sì, No, comunque sono- aspetta, però se il pizzo la prima volta è stato già richiesto, loro poi possono tornare quando vogliono. Ora gli Se ho la, chiesto se cosa la volevano. settimana di paga è già passata e tu non li hai pagati, possono tornare quando Sto vogliono, se spiegando, poi in sto capo non ti spiegando, dicono sto niente. spiegando. Aspetta. Sequestralo.
Cioè, io almeno ho visto che Spiega, funziona così perché spiega bene. Ma io voglio capire dove al cazzo sta locale quello? che lavoravo prima è successo. Io dico io. Ci hanno dato fuoco al locale senza FDO Sì. tranquillamente. Kate. Eravamo in macchina. Matti. io- Aspetta. Puffato. Vabbè, ragazzi, lasciamo Cosa qua, diciamo? non rispondo all'ambulanza. Oh, Figaro. Eravamo Figaro, città dimmi di tu. merda. Eravamo in macchina, io, Ma Anto, tu la non mia ragazza, parlando non avevi- si avevi- avvicinano, rompano i coglioni. Cioè, io sono andato in un posto inimmaginabile, giustamente fermo, nascosto. Questi giustamente stanno in live e mi stanno a stream sniperare. Giustamente la città è di merda. Città. Ah, allora no, allora puoi andare in CAF, Eh. diglielo. Sì. Eh Ma sì, che hanno sai fatto che c'è? metagame, hanno fatto, raga. Eh Se sì, vedete, diglielo. se vedete su TikTok si chiama Walkie, W, Walkie. e basta. Non ce l'ho purtroppo io TikTok. Prima l'ho dato un'occhiata, vero? Già tanto che ci avevo visto che... Sì, Guaglio non si può fare stream sniping. Guardi, andrà a Ovviamente. non si- io giusto per sfizio, andrò a prendere, cioè, andiamo a prendere la cappa, andiamo a spararlo così alla cazzo di cane. No, perché poi ti fanno il culo loro che vanno in CAF e RDM. Non vanno in cap perché loro vanno per meta, poi fai l'RP che non ci sono FDO. No, è non proprio gli questo conviene. il problema, che ci vanno proprio perché sanno che tu sei venuto a fare RDM. Se ci vanno lo prendono anche loro dietro, Su quel momento no, lo prendono dopo. Sì, ma lo prendono peggio però. Io mi prendo un richiamo, loro se ne beccano 4. Insomma, dipende da chi giudica. Ma se tu non hai la... I ragazzi ce l'hanno la clip. Sì, già, Che li hanno già sto sparato. parlando con lui. Ce l'ha la clip, Ah, voglia, ce l'ha. ok, top. Allora fagli andare in CAF. No, vado vabbè, direttamente che... con la K, andiamo. vabbè che pure che vai in CAF che ci va a fare. Che tanto sto ora. Sì, dopo mezzanotte non ti spostano se non hai assistenza prioritaria. Questa è un'altra minchiata che mi ha fatto abbandonare un po' la città, ti dico la verità. Oltre che modificano il regolamento senza avvisare fisso puntualmente. Sì, infatti. No, ma questa è una meta che mi ha fatto lasciare. contattato. Questa è una meta che mi ha fatto lasciare il gioco, ragazzi. Vi dico Dove proprio no? parlando fuori. Dove non? Stiamo a sentire. Hai fatto una assunzata. Tu state zitto e metti Tu- nell'angolo. Tu non venirai. Tu vuoi venire là. Adesso scemo. State dice- Ho dicendo... capito. Vabbè, ma mo cambia un po' stile di gioco. Tutto. Ragazzi, Ho 2, capito, però. 298.30 la radio. Ma sì, no. Oh, Che ti sei? Ah, Come sei? noi Come abbiamo sei? fatto una settimana a polizia là. Si è fatto una settimana a polizia. E tu Andò- È gestivi. comico. Sì, sei da finanza, però. Ma gestivo proprio, gestivo. Non sono trasuto. Se entro nella Poi polizia c'era avuto un facciamo brutto. negozio, ha aiutato a fare partita IVA finanza, ha aiutato a mettere a chi a posto che documenti. Ci pagavate 1000 euro. Io comunque Trino, non più non due so se giorni di c'è polizia ma locali ci di fate cibo, arrestare. vedi che devi fare la Peppe, KCCP ogni La mese. KCCP ci hanno dovuto fare l'esame vero, abbiamo visto un video vero, reale, eravamo a rispondere a domande. Una cosa incredibile. Perché la finanza secondo te com'era? Era così Che pure qua. loro... Peggio la finanza. Se ti dico ADM, sai cos'è? Che resta DM? Agenzia delle dogane Addio, dei monopoli. merda. Ah, sì, No. sì. Allora, là tutti i L'ATP giovedì... cos'è? cosa pigli sotto? Sì, l'ATP. Quello Chi è l'ATM? Quello è l'ATM, esatto. Aspetta, ATP quando pigli sotto. mannaggia. Stava a sentire. Comunque, ma tutti i giovani c'è la finanza, c'è Dammi un cazzotto, vero. c'è pagare l'IVA, c'è pagare. Matti, Andrea, Oh. quando sono? Ci sto fatto la grifo. Perché Dai. c'era? Non so me ne davo, non so me ne davo. Come fa? Ti hai perso l'ultimo, padre, l'hai perso. Sparassi qua. Andiamo a sparare, mo ce ne fanno bestare. Mi sa veramente corto, un Oh, pazzesco. piccolo, ci vediamo dopo, Piccolo, andiamo a sparare piccolo, questi andiamo. scemi. Ah, io voglio sparare in Doni, voglio sparare. Vieni pure tu, No. vieni pure tu. Vieni pure voi. Serve una macchina. Ah, boh. Ma io volete venire pure Vuoi voi? sparare a Sicilia? Vuoi andare Allora. a sparare tu? Perché c'è un conto spese comunque che mi ha fatto un danno. Quello, Però, Antonio? sì. Quello del il meccanico. No. Bravo. ok. Quello- Lui, Sì, sì. dell'officina. Però- Per questo non ti vedo più là. mi sono licenziato. Cioè, mi sono levato dalla famiglia. Mizzica! Sì. Non c'ho più famiglia. Senti, ma ti posso fare una domanda personale? Va, prego.
Come mai? Ma quel Mattia, lo conosci? Sì, sì, stava con loro, sta. Ma da quanto tempo, se ti posso chiedere? Da con loro, dici? O con quello che conosco Una io? settimana e mezza? Di più. Ah, tipo un Perché? mese? Un mese, un mese. Un Perché mesetto che è quando stato lo lui. conosco io, quando conosco io, già stava là. Ah, ok, Io, so- ok. io sto qua da 25 giorni, più o meno, 20 giorni. Ah, 20 ok, giorni. ok. Ok. No, perché c'è un... non so, c'è un Mattia che Sì, che ha dà parlato fastidio. un po' troppo, sì. Cioè, nel senso, i miei ragazzi l'hanno accolto, ma i miei ragazzi sono bravi ragazzi, Sì, sì. lavorano tranquillamente, hanno i propri lavori legali. Qualche volta, capito, la fanno qualcosa di illegale per allungare un po' il braccino e Cioè, fare un po' di mo, soldi in mo, più. mo ti spiego. Che succede? Ah, ma No, tu no, dici aspetta, ascolta, ascolta. qualcuno del GDM, dici? No, 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 Ok, praticamente c'era sto Mattia, ho sì. incontrato un certo Mattia. E poi pare che sto Mattia, una volta che si è comprata una pistola, ha incominciato a sparare a persone sbagliate e diciamo che ha anche fatto Non un'azione è, perché, sbagliata. non è lui perché c'hanno 150 pistole dentro la famiglia. Ah, no, ma stanno proprio in famiglia. Sì, sì, sì. Ah, no, 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 allora non è lui. Sono in famiglia che c'hanno un bordello. Solo da me che ho dato 15 pistole della mia famiglia che hanno fatto il wipe, più 7 Ma AK, 8 AK. sei sicuro che lui sia dentro la famiglia? Sì, sì, sì. Sì. Mo stanno facendo il wipe per loro perché vogliono seguire me. Vogliono solo lavorare con me. Però sì. Ok. No, perché lo devo trovare perché non so perché va in giro a dire che comunque i miei ragazzi Mi sono posso persone informare se è lui. illegali, Mi capito? posso informare se è lui. Non credo. No, no, guarda, un attimo informo io, semmai poi ti informo a te, va bene? Vabbè, se è lui mi dimmelo. Sì, anche perché poi semmai ci organizziamo un attimino, non ti voglio portare Non c'è danni, problema, ok? Quindi ci non c'è mettiamo problema. d'accordo e non succede nulla a Io no, nessuno. posso solo incassare, però non devo risultare. No, 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 tranquillamente, lo sai che fai? Semplicemente quando te lo trovi qui, tu me lo Ti dici, io chiamo. vengo a piedi Vabbè, da solo, vengo qua e poi faccio venire i ragazzi vabbè, non c'è problema. direttamente. Così semmai la colpa è mia perché li ho chiamati io. Vabbè, infatti, no, dici che tu sei andato a trovare, te l'ha trovato. No, ma non penso sia lui, guarda, te lo dico chiaramente perché mi sembrava No, anche abbastanza tranquillo. sai Questo è perché? eh? No, lui scherza, fa battute, ma cioè, non spara in giro a nessuno se non ci ha fatto qualcosa. Lui non, Questo sì. scusami. Cioè, lui non spara in giro se qualcuno non gli ha fatto niente. Se poi qualcuno gli ha fatto qualcosa, lui si... Diciamo l'avevano piccato con la macchina, però non puoi sparare se ti No, picchiano no, con la no. macchina, Questi, capito che sai dico? che è questo? Sai questo? Non è che si chiama... Questi qua che pittano macchine sono i narcos. No, no, ma non è tanto questo il problema, lo sai qual è il problema? Il problema è Sì, questo, che poi sto Mattia, a parte che ha sparato a sti cristiani e ci sì, è arrivata una chiamata strana, di cui non me ne sì, può fregare un cazzo, perché sì, sinceramente ai ragazzi ho detto, ragazzi, ditegli tranquillamente che se vuole fare qualcosa vi sì. prenderà, tanto prima o poi o capita che siete soli, ma poi lo andiamo a prendere noi, non è che ci mettiamo troppo. Però No, al no. contrario, se si può risolvere, perché lui ha fatto i casini, capito che ti voglio dire? Cioè, Se mai è non successo... Mattia questo qua, un Mattia, uno Un Mattia. generale. A me sai cosa è successo? Ma lui si chiama Mattia nella realtà, perciò lo chiamo Mattia. Ah, ok, no, 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 questo qua si chiama Mattia nel gioco qua Ok, sulla ok. città. Non Mattia No, vabbè, vabbè. nella vita. Però Posso il problema è qual è? chiedervi una Oh, dimmi macchina? Vito, scusami. Posso chiedervi una No, comunque... macchina così mi allontano? Devo Ah, chiudere ok, gli sì, Come? sì, occhi. sì, sì. Ah, deve prendere la macchina? Sì, sì. Zio Ok. Vito, qua sopra c'è l'elicottero. Sì, sì. Magari ci Buonanotte, zio Vito. Hai visto becchiamo che domani. bello? Hai visto quante persone belle che incontriamo? Sì, sì. Dai, ci Vero. sta. Era l'unico Eh, posto con delle persone dove ti potevo portare, non c'era un cazzo Grazie, di sì, nessuno sì. in giro. No, va. Comunque è Comunque, stato... sì, sì, piacere comunque, È stato un Vito. piacere, è stato un piacere No, conoscerti. piacere. Comunque, chiamami Toretto, Figaro, quello che sono sempre io. Va Comunque, il bene. fatto che tu lo dica, sai Un perché mi sono bacione, zio fatto Vito. il wipe? Cosa? Sai perché ho fatto il wipe? Ah,
Perché Antonio, io avevo Mm. visto dei blip. Buonanotte, zio Vito. Buonanotte. Ciao, ti Grazie apro un mille. attimo, zio. aspetta. Ah, il Arrivo cancello. Pure Beh, io. andiamo a prendere le cozze, no? Andiamo. Ma? Boh, Che cazzo è successo? non lo so. Metti ferma, vabbè, non c'è nessuno. Allora, manca Aziendale il veicolo, bro. wow. Dove vi... Cioè, venite insieme? Ma c'è l'elicottero qua sopra, Vito. Sì, c'è ancora, sì. Sì, sì. Ma Ce ne sono prendiamo, due, mi se sa. andiamo. Butto la macchina giù al precipizio e qua. Ce ne andiamo. No, prendiamola la macchina. No? Andiamo a fare un giro in macchina, che te frega. NM3, bro. Ah, sì. Beh, grazie mille ragazzi. Ci vediamo. Ciao, bello. Ciao, ciao. Ciao, zio Vito, un bacione, grazie della compagnia. Figurati. Ciao, grazie. Ci vediamo. Ah, ecco, lo sponsor di questo video. Allora, praticamente stiamo parlando di NordVPN. Non si tratta di gestire attività legali o illegali, ma bensì della sicurezza online. NordVPN, infatti, è un servizio che offre tantissime cose nell'ambito di sicurezza online, che vanno da antipubblicità, anti-malware come Threat Protection Pro, con cui ci si riesce appunto, ad esempio, a bloccare tutti quei malware su cui facciamo clic accidentalmente, dove praticamente compaiono tipo 10.000 pop-up che infestano tutto quanto, schede a destra e a sinistra. Ecco perché un pop-up che ovviamente portano a delle truffe e a scam. Quindi Nord ha tantissimi strumenti per combattere tutto quello che ci minaccia online. Comunque, in sintesi, possiamo stare tranquilli con un abbonamento mensile, annuale o biennale, perché riusciamo a coprire fino a 10 dispositivi cliccando il link qua sotto, e potete usufruire anche di uno sconto per il Black Friday, in più anche 4 mesi extra sui piani biennali. Trovate tutto qui sotto in descrizione.